Sarà festa di piazza in attesa del 2025 a Padova, palco pronto in Prato della Valle, dove da questa mattina è iniziata l'operazione di chiusura dell'area, che sarà accessibile a piedi, fatta eccezione per i mezzi di soccorso. Una macchina imponente studiata dal comune con prefetture e forze dell'ordine per far fronte all'arrivo di 10.000 persone solo nell'area del concerto di Alfa, nella zona davanti a Palazzo Angeli. 10.000 persone nella zona attorno al palco, quindi proprio sotto e in queste due ali che poi partono dal palco verso i lati del Prato della Valle, però effettivamente il Prato della Valle, lo sappiamo tutti, è una delle piazze più grandi d'Europa e quindi può ospitare molte più persone anche rispetto al numero di 10.000. Tutta l'area di Prato della Valle è sorvegliata da videocamere, oltre 200 le persone della sicurezza, presidiati i varchi di accesso dove saranno adottate le misure antiterrorismo previste dalla recente direttiva del Viminale. Tutti i varchi sono in realtà presidiati, tutti i varchi di accesso di strade che arrivano verso il Prato della Valle, barriere antiterrorismo per evitare che qualsiasi mezzo non autorizzato possa entrare e quindi poi si entra in una grande area eventi dove c'è la pista di pattinaggio, c'è il mercatino natalizio, ci sono gli stand. Numerosi divieti nell'area: non si potranno introdurre bottiglie di vetro, stop a fuochi e petardi, divieto di far volare droni e mongolfiere. Dalle 19 l'accesso a Prato della Valle sarà chiuso, ultima corsa del tram alle 20, il servizio bus si fermerà alle 20:30. Saranno a disposizione dei cittadini 4 parcheggi scambiatori al capolinea nord e sud del tram, al Parc Bembo e al capolinea Lagrange, collegati al centro da bus navetta gratuiti. Una macchina avviata per una vera notte di festa. Intorno alle 11:20 salirà sul palco Alfa per questo concerto che avrà solo l'interruzione a mezzanotte per fare un grande brindisi tutti insieme qui in Prato e poi si riparte, tanta musica. Alfa, devo dire che è un giovane cantante molto apprezzato, ci chiamano veramente da mezza Italia per chiedere informazioni rispetto all'evento di questa sera. Al termine del concerto di Alfa la musica proseguirà con il DJ set di Albert Marzinotto.